Intensa giornata di incontri in prefettura sul tema del caporalato e sul caso Grafica Veneta. Il prefetto Raffaele Grassi ha ricevuto i membri della commissione parlamentare sul lavoro presieduta dal deputato bellunese Gianclaudio Bressa, il capo della procura di Padova Antonino Cappelleri, i carabinieri che hanno coordinato l'indagine su Grafica Veneta, i funzionari dell'Ispettorato del Lavoro e la Guardia di Finanza. Nel pomeriggio il prefetto ha incontrato anche i sindacati, gli esponenti di Confindustria della Camera di Commercio. Nessuna dichiarazione al termine dei due incontri, mentre proprio a Tre Baseleghe, davanti alla sede della Grafica Veneta, si svolgeva un presidio del sindacato ADL Cobas che ha sottolineato la necessità di riportare la legalità in azienda, con contratti sicuri per gli stranieri sfruttati dalla BM Services. Ricordiamo che l'inchiesta della Procura di Padova della settimana scorsa ha portato a 11 arresti per lesioni, rapina, sequestro di persona, estorsione e sfruttamento del lavoro e ha coinvolto anche 2 manager della nota azienda tipografica di Tre Baseleghe.